Spesa sociosanitaria, truffa da 10 milioni di euro ai danni di Veneto, Friuli, Venezia Giulia e altre 4 regioni, 9 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza. Contributi pubblici per incentivi all'installazione di impianti fotovoltaici. La Finanza ha sequestrato beni per 45 milioni di euro, danno erariale per oltre 65 milioni. Incidente sul lavoro a Bardolino, Corriere, 41enne scende dal furgone probabilmente senza azionare il freno a mano e è morto travolto dal mezzo. A pochi giorni dal primo anniversario della tempesta Vaia c'è apprensione in Veneto per la voce circolata nelle ultime ore di un possibile taglio del miliardo di fondi pubblici destinati alla ricostruzione. Zaia vedremo, pronti a farci sentire. Dopo l'arresto per maltrattamenti nei confronti della compagna, Felice Maniero resta in carcere, respinta l'istanza presentata dall'avvocato dell'ex boss. Ancora uno scandalo a luci rosse per la diocesi padovana, un prete del campo San Pierese sarebbe stato ricattato da una parrocchiana che minacciava di rivelare la loro relazione. Seduta affollata oggi pomeriggio in Consiglio Comunale a Venezia, sul tavolo la riforma dell'Atere, in tanti sono arrivati a manifestare il proprio disagio. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque partiamo dalla maxi truffa in ambito sociosanitario sulla quale sta indagando la Guardia di Finanza. In arresto 9 persone, con a capo l'imprenditore 53enne Massimo Blasoni. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero delle rendicontazioni false in cui è coinvolta la società dell'imprenditore. C'è anche Massimo Blasoni, imprenditore ed ex consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia con Forza Italia, tra le 9 persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Udine, con perquisizioni e sequestri nell'ambito di un procedimento in materia di spesa sociosanitaria ai danni del bilancio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. L'imprenditore 53enne è il fondatore di Sereni Orizzonti, società attiva nel settore dell'assistenza per anziani e nella gestione di comunità terapeutiche e riabilitative per minori. La società è presente su tutto il territorio nazionale. L'operazione della Guardia di Finanza, scattata nelle prime ore della mattinata, ha portato al sequestro di beni per 10 milioni di euro. Tra gli arrestati ci sono anche l'udinese Marco Baldassi, consigliere del Consiglio di amministrazione, Yudmila Iani, nata in Albania, residente a Udine, direttrice dell'area 1, e Federico Carlassara, di Motta di Livenza, Treviso, ma residente a Udine e responsabile dell'ufficio personale. Secondo gli investigatori risulterebbe che la società abbia percepito quel denaro fornendo alle aziende sanitarie operanti sul territorio rendiconti non veri riguardo ai servizi assicurati. Le strutture facenti capo alla società avrebbero ridotto al massimo il costo del personale ed erogato prestazioni diverse per quantità e qualità rispetto agli standard previsti, determinando di conseguenza minore assistenza a chi usufruisce del servizio. Secondo gli investigatori venivano registrate più ore di assistenza sociosanitaria, facendo rientrare anche le prestazioni di altri lavoratori che svolgevano tutt'altre mansioni, come quelle di pulizia e di cucina. Mentre la documentazione che attestava le ore calcolate veniva poi distrutta o nascosta. In altri casi, invece, prestazioni mai fornite venivano registrate sulla base di fatture false emesse da professionisti compiacenti. Padova, Bolzano, Matera, sempre le Fiamme Gialle hanno effettuato un ingente sequestro nel settore del fotovoltaico nei confronti di una società responsabile di un danno erariale di oltre 65 milioni. Operazione Helios. La Guardia di Finanza, su richiesta delle procure della Corte dei Conti di Venezia e Bolzano, ha sequestrato denaro e beni immobili per un totale di 45 milioni di euro alla società QCI Basilicata SRL, ritenuta responsabile di un danno erariale per oltre 65 milioni, dovuto alla percezione indebita di contributi pubblici per poter realizzare impianti fotovoltaici. L'indagine è partita a gennaio. Consentito di individuare 41 società che si sono rese responsabili di un danno erariale di 65 milioni di euro. Abbiamo sequestrato beni per 44 milioni di euro nei confronti di soggetti che avevano falsamente attestato al gestore dell'energia elettrica nazionale il possesso dei requisiti per accedere a provvidenze pubbliche per la costruzione e la gestione di impianti fotovoltaici. La società aveva fondamentalmente subaffittato alcuni parchi fotovoltaici in Basilicata, facendoli figurare di potenza inferiore a 1 megawatt e quindi ricevendo illecitamente gli incentivi.
Abbiamo scoperto questo giro attraverso una serie di importanti accertamenti effettuati anche con la collaborazione del GSE, indagini contabili, patrimoniali, indagini bancarie, valorizzando altresì l'esito delle indagini di polizia giudiziaria. Erano stati costituiti 9 parchi eolici in provincia di Matera, questi erano stati locati a 40 società e frazionamenti divisi tra di essi, in modo tale che ciascuna di queste società potesse richiedere al gestore nazionale i contributi previsti. In realtà la gestione era unitaria e il parco, considerato unitariamente, non rispettava i requisiti previsti per legge. 8 le persone coinvolte che a turno gestivano le società. Sono 8 amministratori coinvolti, cittadini italiani e tedeschi, e 41 le società, tutte con sede in Bolzano, in passato trasferite da Padova. Ma non finisce qui. Stiamo sviluppando ulteriori accertamenti anche in relazione a alcune attività di collaborazione internazionale. È rimasto vittima di un infortunio sul lavoro l'uomo morto questa mattina a Bardolino, in provincia di Verona. Si tratta di un cittadino dello Sri Lanka, 41enne, residente proprio a Verona, dipendente di una ditta incaricata delle consegne per conto di un corriere, che è rimasto schiacciato dal suo furgone. Verosimilmente è sceso dal mezzo per una consegna e non ha azionato il freno a mano, venendo schiacciato mortalmente dal furgone contro il muro di un'abitazione. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso per schiacciamento tronco-addominale. I rilievi sono stati affidati ai tecnici dello Spisal dell'ULS 9 Scaligera. Voltiamo pagina. A pochi giorni dal primo anniversario della tempesta Vaia c'è apprensione in Veneto per la voce circolata nelle ultime ore, che vi abbiamo già riferito, di un possibile taglio del miliardo di fondi pubblici destinati alla ricostruzione. Fake news o timori reali, fatto sta che in Veneto, a pochi giorni dal primo anniversario della tempesta Vaia, cresce la preoccupazione che nella manovra di bilancio venga tagliato il miliardo di euro destinato ai territori colpiti dalla devastante ondata di maltempo di fine ottobre dell'anno scorso. Staremo a vedere, noi abbiamo un impegno da parte del governo Conte 1, a meno che Conte non smentisca Conte, il Conte 1 di una miliardata di euro. Abbiamo già investito 377 milioni al 30 settembre di quest'anno, li abbiamo già spesi tutti, 1746 cantieri di tutto il Veneto, sono sotto gli occhi di tutti. Se vogliono dire i veneti che non danno più soldi, ne prendiamo atto, ma noi poi sappiamo come rispondere. E se le immagini simbolo del disastro sono i milioni di alberi schiantati sulle montagne, anche la pianura ha subito a fine ottobre 2018 danni ingenti, danni che avrebbero potuto essere ancora più gravi, soprattutto lungo l'asta del Piave, quando il 30 ottobre, al passaggio della Grande Piena, si temette che gli argini potessero cedere. Il Piave ci preoccupa perché la piena storica è stata nel 66. È un Piave che insomma quando si fa sentire bene. Ricordiamo nel 2019, proprio durante il periodo di Vaia, dal 29 ottobre al 5 novembre, ha avuto una piena storica più importante del 66, ma fortunatamente le opere che abbiamo fatto, i modelli di previsione e di gestione delle dighe, ci ha permesso di affrontare, diciamo, con più sicurezza quello che nel 66 ha fatto una strage. Montagna veneta, che sarà coinvolta naturalmente nelle Olimpiadi di Cortina Milano del 2026, ne ha parlato oggi a Treviso il presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha parlato anche degli impegni imminenti per mettere in moto la macchina organizzativa e ha ammonito no ai personalismi, sì al massimo coinvolgimento del territorio. Le comunità locali, proprio in virtù di questa assoluta novità, peculiarità del bid del dossier di Milano Cortina, sono gli assoluti protagonisti. Possiamo dire che saranno le Olimpiadi del territorio e dei territori? Assolutamente sì, è proprio la cosa più vera in assoluta. A Treviso Giovanni Malagò lo ha ribadito con forza: comuni, province e regioni avranno un ruolo fondamentale nel disegnare le Olimpiadi del 2026, ma il confronto con il territorio non ammette individualismi ed esige un cronoprogramma serio. Non si devono fare personalismi, si devono evitare appunto forme di protagonismo, ognuno c'è la sua parte, e poi per quanto sia è vero che la candidatura è l'83% di opere realizzate, però c'è comunque un cronoprogramma e quindi insomma c'è tempo, ma non è che c'è proprio in assoluto così tanto tempo da permetterci di perderlo.
E da Treviso Malagò ha confermato che tra il 5 e il 6 novembre verrà anche scelto il super manager chiamato a gestire i giochi. Inevitabile poi un cenno alla questione del velodromo di Pessina, opera da 30 milioni di euro. Lo stop ai lavori dopo che la ditta incaricata ha portato i libri in tribunale incupisce lo stesso Malagò. E dobbiamo aspettare la pronuncia del tribunale, mi sembra evidente. Torniamo alla cronaca, Felice Maniero resta in carcere, il GIP del Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata dall'avvocato Luca Broli, difensore del boss del Brenta, in carcere a Bergamo da una settimana con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della sua compagna. Ora veniamo al falso allarme bomba al centro per l'infanzia del quartiere San Lazzaro di Vicenza, presidio dei carabinieri per tutta la giornata davanti alla scuola. Il comune ribadisce nessun pericolo per i bambini, nessuna evacuazione. L'allarme è scattato alle 16 di mercoledì. In questa stanza di servizio vicina all'ingresso, una delle insegnanti del centro per l'infanzia del quartiere San Lazzaro ha trovato un foglio che annunciava un attentato. La scritta in stampatello e con una T in meno nella parola attentato recitava così: domani un attentato bomba a scuola. I 71 bambini a quell'ora erano rientrati nelle loro case, a scuola sono arrivati i carabinieri. Sono state controllate tutte le stanze, tutti i locali dell'asilo da parte dei carabinieri, dopodiché è stata chiamata anche l'unità cinofila di Padova che con il cane addestrato hanno controllato tutto l'esterno, tutti i locali vicini all'ingresso, tutte quelle zone dove comunque le insegnanti non erano presenti, per cui direi il massimo. Fatti tutti gli accertamenti, il sindaco Rucco e le forze dell'ordine hanno concordato l'apertura di giovedì. Abbiamo ritenuto, con l'accordo dei carabinieri, con il via libera dei carabinieri, di lasciare aperto il servizio scolastico che è in sicurezza, con la presenza anche di vigili di pattuglia che girano nel quartiere. Quindi una rassicurazione e un invito ad evitare di distribuire notizie false che possano allarmare i genitori, che sono evidentemente preoccupati per i propri bambini. Tutto assolutamente tranquilla, anzi colgo l'occasione, io ringrazio i carabinieri, una presenza proprio puntuale, precisa, controlli serrati, perché noi non siamo preoccupati, però abbiamo deciso di prendere seriamente la cosa. Erano quasi tutti a scuola, 71 bambini tra gli 0 e i 6 anni del centro per l'infanzia in mattinata, tutti tranne i malati. Ma il panico si è diffuso tra i genitori e qualcuno si è presentato, nonostante i tentativi di rassicurazione del comune, per portare a casa i figli, complice il tam tam delle chat. Una mamma ha mandato questo... L'ha letto su Instagram, se non mi sbaglio, vero? Sì. Siete preoccupati adesso? Tantissimo, non poco. Tant'è vero che me la prendo e me la porto a casa io oggi la bambina. Davanti a scuola una gazzella dei carabinieri per tutta la giornata, proseguono anche le indagini. Continuerà quindi il controllo nei prossimi giorni? Sì, verrà verificato un po' tutto l'andamento dell'asilo nido, le persone che vanno e che vengono, si continuerà comunque ad avere particolare attenzione. Un sacerdote di 76 anni è al centro di un'indagine preliminare della magistratura bellunese avviata in seguito alle denunce presentate da operatori e sanitari di una struttura dove è in cura un 35enne affetto da deficit dello sviluppo psicofisico. Al prete sarebbe addebitato un comportamento persecutorio nei confronti del giovane e per questo motivo già raggiunto da ordinanze del giudice tutelare di divieto di avvicinamento al 35enne e alla struttura in cui è ospitato. Il sacerdote avrebbe istigato la madre del 35enne a rilevare l'inadeguatezza, a suo dire, di abitudini, relazioni e perfino dei pasti somministrati al paziente. Il prete, secondo gli esposti presentati, si sarebbe reso responsabile di continui atti di disturbo, telefonando alla struttura giorno e notte, chiedendo di parlare con il 35enne, ritenendo per lui utile la pratica dell'esorcismo per liberarlo dal male, minacciando gli operatori e compiendo incursioni continue in stato di agitazione allo scopo di celebrare la messa. Nel procedimento giudiziario attualmente sarebbero 2 le parti offese. E veniamo invece alla diocesi di Padova, perché c'è ancora uno scandalo a luci rosse. Un prete del Campo San Pierese sarebbe stato ricattato da una parrocchiana che minacciava di rivelare la loro relazione. Non c'è pace per la diocesi di Padova, travolta dall'ennesimo scandalo hard. Nel pieno della bufera del sacerdote padovano che ha inviato una foto porno nella chat dei genitori dei Cresimandi, un altro prete è stato travolto da una vicenda a luci rosse. La procura di Padova infatti sta indagando su una presunta tentata estorsione a carico di un parroco della zona del Campo San Pierese.
Il prelato sarebbe stato avvicinato da una donna che lo avrebbe minacciato di rivelare a tutti la loro relazione amorosa se lui non l'avesse aiutata economicamente. L'indagine delle Fiamme Gialle è iniziata dopo aver notato strane uscite di soldi dalle casse del patronato. Il sacerdote, sentito dai finanzieri, non ha voluto raccontare nulla, ha ammesso solo di aver ricevuto alcuni messaggini sul cellulare da parte di una donna, ma di non averle mai pagato delle somme di denaro. Donna che al momento non è stata ancora identificata, ma che quasi sicuramente è una parrocchiana residente nel campo Sampierese. In procura intanto è stato aperto un fascicolo contro ignoti. Prima di lasciarvi per una piccola pausa, una notizia battuta dall'agenzia che sta raccogliendo tanti commenti. È scomparso all'età di 100 anni Giovanni Goppion, l'ultimo dei fondatori di Goppion Caffè, casa trevigiana della torrefazione fondata nel 1948 attraverso l'acquisizione di una piccola azienda locale dello stesso settore assieme ai fratelli Angelo, Giuseppe, Luigi, Olivo e Ottorino. Era nato a Casale sul Sile nel 1919 e stanno fiocando i commenti naturalmente di stima verso Giovanni Goppion. Ora ci fermiamo per qualche istante e ritorniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo ad assistere insieme alla seduta affollata del Consiglio Comunale di Venezia. Sul tavolo la discussa riforma dell'Ater e in tanti sono arrivati a manifestare il proprio disagio. Decine di inquilini delle case Ater cingono d'assedio Cafarsetti in occasione della seduta del Consiglio Comunale di Venezia. Una parte riesce ad entrare e ad assistere ai lavori in aula, un'altra resta fuori a manifestare in Riva del Carbon. Col cambiamento dei parametri che regolano accesso e permanenza negli alloggi popolari, sfratti e aumenti d'affitto sono all'orizzonte. Cioè che se l'affitto che si aumenta. Di tanto? Abbastanza. Ha paura di non riuscire a pagare? Sì, proprio. Io proporrei pure di fare un bel capannone e di metterci dentro tutti quanti, che cominciano a decidere quante case di riposo, quanti don vecchi, quanti andranno per la strada, perché se ci mettono in strada tutte queste persone. La riforma è regionale, ma i sindacati chiedono una presa di posizione forte al Comune. Il Comune, che è l'istituzione di questo territorio, deve dimostrarsi vicina e chiedere alla Regione modifiche chiare e urgenti, perché ormai il tempo è passato, gli inquilini stanno pagando i nuovi canoni e non reggono più, le famiglie non arrivano alla fine del mese. Parallelamente la discussione è aperta sui tavoli regionali. Da sempre abbiamo avanzato la richiesta primaria, che è quella di innalzare il limite dell'ISEE, cioè della valutazione del reddito patrimonio di chi abita dentro case popolari, ai limiti, ai livelli delle regioni limitrofe. Si parla di un innalzamento dell'ISEE da 20 a 30.000 euro. Intanto, pur preoccupati da ciò che potrebbe accadere, i veneziani non perdono il loro proverbiale senso dell'umorismo. Va bene, siamo in contatto con i Marines, che i Marines hanno deciso di non andare in Turchia, ma di venire a Saccafisola o dove necessita, per salvare tutti quelli dallo sfratto. L'Ater ha detto che non ci sono problemi a dar case ai veneziani. L'unica piccola differenza è che non è al centro storico, li mandiamo tutti a Mazzorbo, così tutti quanti faremo un bel break and breakfast con qualche pecora, qualche capra, qualcosa. Il fatto è che in fondo quasi tutti pensano che si arriverà ad una modifica dei parametri, anche perché se così non fosse le conseguenze sarebbero gravi. Molte persone perderebbero la casa, quindi il diritto alla casa dopo tanti anni, persone anziane, e si alzerebbe la soglia quindi le persone avrebbero sempre più difficoltà anche ad accedere alla casa, quindi lasceremo spazio alla speculazione e al privato. È reduce da una trasferta romana il sindaco di Padova Giordani, ha battuto cassa per i progetti in corso, ma soprattutto ha spinto sui dossier più importanti, a cominciare dalla candidatura come sito UNESCO. Una gita romana con tante mani strette, incontri al Ministero delle Infrastrutture, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con politici incontrati a livello bipartisan e un'unica stella polare in mente, Padova. Si è parlato del raddoppio dei binari dell'Interporto, di riqualifica della stazione ferroviaria, di sicurezza e soprattutto di percorsi condivisi da intraprendere tra amministrazione comunale e governo, indipendentemente da quale ne sia il colore. Ho fatto solo chiarezza con tutti quanti sugli obiettivi che abbiamo, su quello che stiamo facendo, come il capitale volontariato, come USPICTA, manifestazioni. Padova è una città che è al centro dell'attenzione nazionale.
perché Padova è una città non grande, non piccola, e costituisce un laboratorio che è un po' quello che ho già detto, costituisce un laboratorio quello che forse sta facendo Roma. Ci stanno mettendo assieme per l'Italia, anche noi stiamo mettendo tutti assieme per Padova. Noi stiamo avendo risultati, è abbastanza successo, mi auguro che anche loro riescano a fare la stessa cosa. Ma in primo piano resta soprattutto il progetto di Padova come sito patrimonio UNESCO per l'Urbs Picta, il suo tesoro di pitture parietali con la Cappella degli Scrovegni a fare da centro di attrazione. Come città siamo una bellissima città, io sono convinto che alla fine ci siamo messi tantissimi obiettivi, stiamo lavorando moltissimo e tante cose le raggiungeremo. C'è un po' di più tempo di quello che pensavo io, però alla fine gli obiettivi saranno centrati tutti. Ben 2 premi sono andati a una studentessa dell'Istituto Tecnico Einaudi di Bassano del Grappa che ha messo a punto una app e ha sconfitto 250 avversari da tutta Italia. Lei si chiama Arianna Dal Monte, frequenta la quinta M dell'Istituto Einaudi, corso Sistemi Informatici Aziendali. La vediamo mentre riceve il premio del concorso Penso Futuro 2019, istituito da Innovation Future School legato alla Treviso Creativity Week, settimana in cui si lanciano sfide, con l'obiettivo di dare voce alla creatività e alle idee di tutti i giovani, avvicinando le imprese e le istituzioni. 4 le sfide che riguardano ambiente ed energia, food innovazione, cultura ed educazione, gastronomia e territorio. La mia idea è un'app pensata per incontrare le nuove generazioni e l'enogastronomia e territorio del nostro Veneto, ma anche di tutta Italia. Infatti promuove all'interno varie sezioni, tra cui le notizie di eventi culturali e anche i prodotti che si trovano vicino all'utente. Difatti i prodotti vengono descritti in tutto il processo produttivo, ma anche nelle materie prime, e anche le aziende vengono incluse, infatti la loro storia viene descritta in una pagina apposita. 250 i progetti arrivati da tutta Italia al concorso che ha visto fra i 15 finalisti anche un altro studente della stessa classe, Alberto Alessi. Il caldo anomalo in questo autunno continuerà, come ci hanno detto gli esperti dell'ARPA, e la situazione si complica per l'agricoltura veneta del periodo. Questo clima di ottobre viene definito un disastro, in particolare per l'orticoltura. In Campania non è anomalo solo l'autunno così caldo, per gli agricoltori veneti sono state anomale anche la primavera e l'estate di quest'anno, con troppe piogge primaverili per esempio, che hanno decimato la produzione di olive e del miele. Per gli agricoltori veneti il periodo difficile sta continuando nei campi e negli orti, effetto a quanto pare dei cambiamenti climatici, e a causa di questo caldo ottobre soffrono i produttori di radicchio. Un disastro si potrebbe definire, perché questo è il punto. Oggi per quanto riguarda i prodotti orticoli siamo a una grosse difficoltà per quanto riguarda la produzione. Oggi il radicchio ha una produzione che generalmente si fa in un mese, invece con queste temperature alte la produzione viene concentrata in una settimana, e quindi se noi pensiamo che su una settimana viene riportato tutta la produzione in un mese al mercato, il reddito degli agricoltori è sicuramente inferiore rispetto a un'annata normale. Il freddo della notte o del mattino presto non c'è ancora e rimane il caldo insieme alle cimici che da tempo stanno compromettendo la qualità della frutta. Le alte temperature creano una metabolizzazione per quanto riguarda la cimice e quindi la persistenza di questo insetto molto nocivo per quanto riguarda l'agricoltura ancora nei nostri campi, ancora nelle nostre culture. Le speranze di un ritorno alle stagioni di una volta sembrano ormai ridottissime. Serve il freddo, ma servono le stagioni che oggi purtroppo non ci sono più. Ci sia la primavera, ci sia l'estate, ci sia l'autunno, ma ci sia anche l'inverno con le nostre temperature fredde che danno la possibilità di annientare e uccidere anche gli insetti dannosi per quanto riguarda l'agricoltura. La cronaca di questi giorni ha registrato diversi episodi di malori, addirittura arresti cardiocircolatori fatali anche a giovanissimi. Questa sera a 20:10 si parlerà anche di questo con Maria Luisa Ferramosca, medico coordinatore del SUEM 118 di Treviso, e Patrizio Sarto, direttore di medicina dello sport dell'ULS 2 Marca Trevigiana. È tutto, grazie per averci seguito, io vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo.
Torna ad essere buono il tempo sul nostro territorio, solo con qualche annuvolamento isolato. Vediamo nel dettaglio la situazione di venerdì 25 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto dappertutto, ampio soleggiamento con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso, salvo per locali foschie mattutine sulle pianure. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 10 e 16 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 19 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato su tutti i settori, solo con qualche addensamento sui rilievi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino, ma col passare delle ore sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime sui 23 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.